Il Veneto si posiziona al vertice della classifica delle regioni a statuto ordinario in Italia. Secondo il prestigioso rapporto Crea Sanità, il presidente della regione, Luca Zaia, annuncia con orgoglio questo risultato, ottenuto grazie all'impegno del personale sanitario e alla valutazione accurata dei possibili effetti dell'autonomia differenziata. Il rapporto, tra virgolette, le performance regionali del CREA, Centro per la ricerca economica applicata alla sanità, in sanità, presentato ieri, ha considerato diverse dimensioni, tra cui l'appropriatezza delle cure, l'equità, gli aspetti economici finanziari e l'innovazione. Un panel composto da oltre 100 esperti provenienti da diverse istituzioni, settori aziendali, professioni sanitarie, utenti e industria medica ha valutato il sistema sanitario veneto, conferendo così autorevolezza a questo riconoscimento. Luca Zaia sottolinea l'importanza di guidare questa classifica e trasmettere la sua soddisfazione a tutti coloro che contribuiscono al sistema sanitario regionale. Tuttavia, il Presidente riconosce che esso rappresenta solo un punto di partenza, poiché ci sono ancora molti miglioramenti da portare, in particolare nella gestione dei pazienti e nell'assistenza. Il Veneto continuerà a lavorare con l'impegno quotidiano per elevare ulteriormente il livello di prestazioni. Il Veneto si conferma dunque una regione di eccellenza nel settore sanitario, in grado di offrire servizi di qualità e di essere un punto di riferimento per altre regioni italiane. L'agenzia Venice Waterlink, in collaborazione con la Raffaello Navigazione, in aprile e in maggio vi accompagnano da Sottomarina a Venezia il sabato, la domenica e i festivi e alle isole Burano, Murano e Torcello la domenica. Per maggiori informazioni telefonare allo 041 8626 373 per prenotazioni online sul sito venicewaterlink.com.